Buonasera a tutti, ben ritrovati alle dirette. Questa volta purtroppo sono sola. Abbiamo fatto le scorse dirette sempre in compagnia del Marietto Veneziano. Questa volta siamo tornati alla consuetudine delle dirette sul mio canale. Il lunedì, vi ricordo, 21:30, 22, 22:10, e il venerdì sempre stesso orario, dunque 21:30 a 22, 22:10, diciamo così. Ricordo anche che abbiamo degli appuntamenti sul canale YouTube del Marietto Veneziano alle 20:30 il mercoledì sera e alle 16 il sabato pomeriggio. Dunque mi raccomando, iscrivetevi sia al mio canale YouTube sia al canale YouTube del Marietto Veneziano. Questo vi permetterà di poter commentare nella diretta e poter esporre la vostra domanda. Bene, buonasera, vedo che ci sono degli amici collegati. Buonasera Kiwi, buonasera Maurizio Antonio, buonasera Luigina, buonasera Rosi, buonasera Giovanni. Bene, ben trovati, mi fa tanto piacere. Siamo qui in compagnia insieme per una buona mezz'ora, dunque aspettiamo insomma altri amici che vedo hanno scritto anche un altro po' di persone. Antonio, rieccomi, certo, perché noi lunedì siamo collegati dalle 20:30 nel gruppo I Magici Arcieri Bertoldini, che ricordo è un gruppo gratuito, aperto a tutti, basta aver scaricato l'app Telegram e aver cliccato sul link di invito, dunque automaticamente venite teletrasportati, Telegram trasportati all'interno del gruppo. Durante gli appuntamenti parliamo quasi sempre di radionica, radiestesia, materie legate all'esoterismo, anche in alcuni casi di magia. Dunque raggiungeteci se vi fa piacere, se questi argomenti vi piacciono, siamo ben contenti appunto di condividere con voi le nostre informazioni. Bene, allora io direi che cominciamo con le domande, che vedo essere già presenti sul canale, almeno qualcuno è già presente. Vi ricordo che per porre la domanda ho necessità che mi scriviate anche la data di nascita e se mi chiedete di guardare per qualcun altro anche la data di nascita della persona interessata o comunque che dobbiamo controllare. La domanda deve essere chiara, ben formulata, anche perché io non conosco le vostre storie, dunque ho bisogno che siate piuttosto precisi o almeno nel limite del possibile. Bene, allora cerco un equilibrio, anche perché sono posizionata in un modo che... Allora, vediamo un pochettino. Cominciamo con le domande, cerco la prima. In ordine di arrivo, vi ricordo che rispondo in ordine di arrivo. Allora, Carmen, sarò ben lieta di risponderti, devi mettermi una data, dunque appena la trovo ti rispondo di sicuro. Ah, eccola qua, 26 maggio 76. Carmen, vediamo Carmen cosa la blocca. Ma in che ambito? Lavoro, amore? Cerchiamo di capire al di là di tutto. Carmen, vado a rileggere la data. 26 maggio 76, 26 maggio 76, vediamo cosa ti blocca. Nel tutto, ok, proprio sei bloccata a 360 gradi, vediamo. Allora, per favore rispondetemi su che cosa blocca Carmen in generale. Allora facciamo l'immagine del taglio. È in corso, sai cosa? Sembra che tu abbia perso l'occasione di una grande trasformazione.
Allora, mm, non riesco, ecco qua, adesso sono inquadrate un pelino meglio. Allora, io credo che l'inizio del blocco sia collegato a qualche cosa proprio dell'ambito familiare, probabilmente è una questione piuttosto intima o qualcuno di un qualche familiare stretto, è possibile o che ci sia stata qualche situazione da sanare oppure che c'era proprio qualche questione di salute che ha portato via delle risorse, delle energie e da cui vedi che comincia un blocco che porta del dispiacere, degli affanni a cui tu hai dovuto sopperire. Penso che ancora ci sia il peso di questo sulle tue spalle e collegando anche il messaggio del taglio in cui appunto si parla di una trasformazione o di un cambiamento profondo, radicale, che probabilmente non hai saputo cogliere nel momento in cui si è manifestato. Dunque ci sono probabilmente delle possibilità che questa cosa pesi sulle tue spalle più di quanto vorresti probabilmente. È possibile che in un certo senso da lì provenga questo blocco. Forse ti sei dovuta prendere cura di qualche aspetto, di qualche cosa di impegnativo, che ancora adesso vedi che c'è come un qualcosa che viene a rompere, che viene a spezzare un po' queste ciclicità che tu stai vivendo. Scusate, scusate un secondo. Pronto? Sono in diretta, non so se lo sai che in questo momento sono in diretta. Scusami, c'è successo un casino, non so cosa sta facendo il mio telefonino. Continuano a darti dei pagamenti, non so come mai. Cosa? Ah, aspetta, questa cosa la vediamo dopo però perché sono in diretta online, ok? Ma Ah. 5 euro, 2 euro, 5 euro, 20 euro. Mamma mia, non so come mai, ma non sono io, ok? Va bene. Scusami, ciao, ciao. Figurati, ciao, ciao, ciao. Ah, che roba! Piccola, piccolo siparietto. Va bene, comunque, torniamo qui, abbiamo dunque questa situazione che sembra rompersi all'improvviso con una persona vicino a te, e forse è questo che ancora oggi ti distrae, o forse è qualcosa che sei giunta al termine e che non hai il coraggio magari di affrontare, ma sembra appunto che coinvolga una persona a te molto vicina, probabilmente non so se sei sposata o se hai un compagno o qualcuno del passato che ancora oggi interferisce con te. Ehm, Ad ogni modo, penso che la situazione andrà un pochino migliorando nel futuro. Devi però elaborare una strategia, un piano, qualcosa che però per una volta che sia tuo fino in fondo, che parli di te, che comunque ehm, ti permetta in qualche modo di esprimere le tue abilità, le tue capacità e questo ti porterà a buoni frutti. Dunque è vero, ti vedo, vedo che sei bloccata, vedo che lo sei stata anche a lungo, non è un blocco temporaneo, però credo che nel momento in cui romperai una situazione che si trascina, sei destinata ad andar meglio, potrai finalmente pianificare per te stessa e solo per te stessa. Questo ti porterà anche a stringere nuovi accordi e la possibilità anche di cambiare la tua posizione. Dunque, è più un affanno, vedi, è più un affanno tuo psicologico, ma tieni duro, vedi che è una carta di speranza e che sicuramente andrai a raccogliere delle soddisfazioni. Dunque, continua così, cioè non ti amareggiare più di tanto perché la cosa sembra arrivata a una svolta. Bene, proseguiamo, andiamo avanti.
che pasticcetto. Ho fatto saltare tutte le carte. Benissimo, vediamo qual è la prossima domanda. Direi Alessia. Buonasera, volevo chiederti se vedi delle novità in amore per me. 23 gennaio 79. 23 gennaio 79, dunque novità in amore. Vediamo un po'. Alessia. Beh, sembra che tu debba proprio chiudere con il passato una volta per tutte. Allora, beh, effettivamente si direbbe che una questione sentimentale si sia, come dire, andata a concludere nemmeno nel migliore dei modi, a quanto pare nel tuo passato recente, o comunque è una situazione magari non necessariamente recente, ma che continua a influenzare il presente in base alla domanda che hai posto. Dunque c'è, come dire, questa situazione dove probabilmente, nell'ambito lavorativo, c'è stato appunto questo allontanamento o comunque, era previsto un cambiamento abbastanza importante che in realtà non si è concluso bene, anzi direi che si è interrotto in modo brusco e piuttosto improvviso. Per quanto riguarda te, in questo momento hai già qualcuno intorno ma non ti piace, qualcuno che non ti convince un granché. Tra l'altro non lo senti nemmeno tanto positivo nei tuoi confronti e ti confermo che effettivamente è così, non è il massimo. Dovrai aspettare ancora un po', perché quello che c'è adesso nel tuo presente non merita tanto, nemmeno tanta considerazione. Però nel prossimo futuro c'è la possibilità di un incontro intimo molto importante, probabilmente è qualcuno che già nella cerchia di persone che frequenti o che conosci, ma non è detto che questa persona si sia mai fatta avanti, però per una ragione o per un'altra vi troverete a stretto contatto e da questo nascerà qualcosa, come se scattasse un cambiamento, qualcosa di nuovo, che porterà veramente qualcosa di bello, perché abbiamo allegria e imeneo, dunque c'è la possibilità che appunto questo qualcosa nasca e si sviluppi anche piuttosto rapidamente. E ti devo dire anche con una determinata forza, una forza che però è anche indice di un'attrazione sessuale molto grande. Dunque, per quanto mi riguarda, è vero, nel passato hai chiuso negativamente qualcosa e ancora adesso ha degli strascichi. È possibile che ci sia una persona che gira intorno a te in questo momento, ma non ne vale la pena. In realtà la sorpresa avverrà a breve, non ci vorrà molto che una persona già del tuo entourage si faccia avanti e non è questa che già ti gira intorno. Abbiamo poi le carte di esito, amore, sacerdote, gelosia, messaggero, dunque l'attrazione, l'amore ci sono, attenta solo che non si raffreddino a causa di troppa gelosia, ok? Può essere tua, può essere dell'altra persona, comunque se impostate tutto sul dialogo o comunque cercate di comunicare i momenti in cui vi sentite minacciati, ecco che sicuramente darete una mano al vostro rapporto a crescere. Comunque sì, non ti vedo sola ancora, stai tranquilla, anzi. Allora, vediamo un pochettino. Marisa, vorrei sapere se devo trasferirmi ad abitare in un'altra regione oppure cercare casa nella zona in cui abito, nelle vicinanze.
Allora, questa è una domanda formulata in modo doppio e io invece ho bisogno di una domanda che sia diretta, così rischio di non riuscire a interpretare, perché comunque devi trasferirti in qualche modo. Se non è in un'altra regione è comunque in un'altra zona, dunque io devo poter discernere. Non so, provo a chiedere io se ti trasferirai in un'altra regione, vediamo se devi andare da un'altra parte. Allora, chiedo per Maria, 27 aprile 68, se è giusto per lei trasferirsi in un'altra regione. Mm, allora, magari in un'altra regione è possibile che, vabbè, poi lo vediamo l'esito. Dunque, ti vedo in attesa. Sei in attesa, però è un'attesa spensierata, non è un'attesa negativa. Hai lavorato tanto e ti sei data tanto da fare per la cosa che stai aspettando. Dunque, dipende probabilmente da una risposta lavorativa che dovrai ricevere, perché vedo appunto l'attesa nei confronti delle questioni lavorative o di una risposta, oppure di una persona, da parte di una persona che riguarda l'ambiente lavorativo. E comunque sarà una cosa positiva, se non è che l'hai già ricevuta questa risposta. Al presente ti vedo comunque come dire, che stai facendo un'analisi un po' delle cose, perché c'è il dottore e il dialogo, dunque è probabile che tu stia affrontando un percorso o comunque che tu stia facendo qualcosa per trovare delle soluzioni, per dialogare e risolvere un momento di difficoltà, e forse sei un po' abbattuta, a parte che non sai bene cosa fare, ehm, hai timore o comunque c'è la possibilità che la notizia che tu vada a ricevere non sia del tutto incoraggiante. Dunque è chiaro che dovrai formulare bene un progetto. Il progetto riguarda appunto il tuo futuro, ma anche in particolare uno dei tuoi figli, forse una figlia, che non è detto che accolga benissimo questa situazione. Dunque probabilmente la valutazione di un eventuale trasferimento dovrà passare anche tenendo in conto di questa persona, di questa giovane fanciulla. Ad ogni modo, detto sinceramente, riguardo il trasferimento in un'altra regione, avrai diversi ostacoli, forse qualcuno farà delle resistenze all'idea di trasferirsi così lontano rispetto alle abitudini. Devo dirti che sospiri, disgrazia, riunione denaro non è che mi fanno fare, come dire, non è un esito chiarissimo, perché al 50 al 50 sono negative e poi positive. Dunque, diciamo che partendo dall'inizio abbiamo come se questo progetto non fosse esattamente dietro l'angolo, però è possibile anche che, a parte il tempo che ci metterai a farlo andare in porto, è possibile che occorra una rottura o comunque un qualcosa di forte perché vi spinga ad andar giù o a trasferirvi. Ma quello che ti posso dire è che alla fine sarà una cosa positiva, non è una cosa negativa. Passa per una cosa negativa, ma è una cosa positiva alla fine, il trasferimento in altra regione. Allora, vediamo Chiara.
18 aprile 97, volevo sapere se il mio ex Marco tornerà. Vediamo un pochettino. Allora, Chiara, vediamo un po' se torna il tuo ex. Allora, intanto saluto anche le altre amiche, gli altri amici che si sono collegati. Sara, ciao, ciao Elena, Nana, Marietto, Marietto, Alessandro, Rosa, Maurizio, Alessandro ha mandato degli altri saluti, Roberta, Lara e Ludo, Tiziana, Egidio, Luigina, Vera, eccetera, eccetera. Vabbè, ce ne sono degli altri, torniamo però alla domanda di Chiara, 18 aprile 97. Allora, vediamo se torna il suo ex, Marco. Allora, al momento sembra che ci siano eventualmente degli scambi, ma molto freddi. Beh, non mi sembra una risposta negativa quella che ci danno le sibille. Allora, è come se fosse rimasto ancora un filo ad unirvi, non è una cosa che si è spezzata proprio male. Non ci sono carte di rottura brusche. È un po' strano che sia un ex per come sono le cose, nel senso che è rimasto un affetto comunque fra voi, anche una vicinanza, comunque lui sembra una bella persona. Sai, in genere vedo delle carte molto peggiori, dunque spero di aver identificato il marco giusto e di darti la risposta giusta, ma da quello che vedo sembra proprio un bravo ragazzo e nonostante ci siano dei momenti di incomprensione, comunque i presupposti sono buoni, c'è allegria, fortuna, anche il belvedere che fa presagire l'arrivo, no? Di qualcuno o qualcosa o di una notizia. E devo dire che sì, che c'è una specie di amicizia, ma si andrà a raccogliere qualcosa di più, forse in fondo continui ad essere la persona del suo cuore, non mi sembra che lui abbia altro per la testa o che in un certo senso mi sembra che la cosa abbia del positivo. Tra l'altro, le carte comunque ti indicano di darti da fare, di essere concreta, ed è possibile che tu raccolga dei risultati positivi. C'è soltanto questa carta del dispiacere, come se qualcuno venisse a darti una notizia probabilmente di un possibile impegno che lui possa avere, però guarda, ritengo che non sia una notizia fondata e che invece lui si farà avanti di nuovo nel prossimo futuro. Allora, andiamo avanti. Giovanna, ciao, volevo chiederti se andrà a buon fine la mia visita medica per chiudere anticipo pensione dal lavoro. Speriamo. Giovanna, la data me l'hai scritta? Vado a cercarla. Non mi sembra di vederla da nessuna parte, Giovanna. Allora, io provo a risponderti lo stesso, però ricordatevi di mettermi la data. La data è la scia energetica di cui ho bisogno, perché oltre al vostro nome e cognome, che comunque non leggo mai in diretta, la data esclude eventuali omonimi e dunque mi dà una scia molto più dettagliata e più precisa. Dunque ricordatevi che è importante la vostra data, anche la data della persona su cui mi fate
guardare eventualmente. Io Giovanna provo lo stesso, perché sento e so che è una cosa importante per te. Vediamo se andrà a buon fine. Allora questa visita medica. Allora, se la visita medica ha già una data e dunque è già stata fissata, suppongo che verrà spostata per qualche ragione. Non so dirti perché, però ci saranno come degli ostacoli e dunque ti verrà comunicato che sarà in un altro momento, dunque verrà spostata leggermente nel tempo, però nel momento in cui avverrà, e comunque credo nell'arco del prossimo mese, sarà molto favorevole, molto positivo, l'incontro sarà positivo, c'è la fortuna e anche la speranza. È chiaro che dovrai chiudere una qualche situazione che ti porta comunque del rimpianto, c'è qualcosa di sospeso, ehm, oppure un qualcosa, come se tu in fondo sentissi che non c'è più molto da fare nell'ambito del tuo lavoro, che hai dato tanto e in fondo sei ben contenta di chiudere progetti, già cosa farai quando non lavorerai più. L'esito comunque è favorevole, a parte la carta del ladro che può indicare qualche problematica che non viene ben evidenziata in certe circostanze e che dunque può portare delle sorprese inattese, chiaramente qualche contrattempo più che qualche sorpresa, però vedi che le carte di esito sono favorevoli perché parlano del fatto che tu raccoglierai una consolazione. Dunque sì, solo che secondo me verrà rimandata ad una data un po' più lontana. Ora vediamo la prossima domanda. Nana Takashima. Carino. Allora, Tommaso 23 novembre 64, Angelica 10 settembre 70. Come andrà tra di noi? Allora, vediamo tra Tommaso e Angelica. Tommaso 23 novembre 64 e Angelica 10 settembre del 70. Ma a me sembrano delle belle carte, ti dico che il potenziale c'è. È possibile che comunque Tommaso in qualche modo fosse già forse presente nel tuo passato, è come se ehm, ci fosse stato un allontanamento, un qualcosa di che abbia cambiato un po' le sorti del vostro rapporto, del vostro incontro, come se insomma ci sia stata una specie di evoluzione, trasformazione, prima un grande rallentamento e poi qualcosa che comunque ha a che fare con l'ambito lavorativo, oppure lui è una persona che fa un lavoro indipendente o autonomo o comunque che ha una certa autonomia nell'ambito del suo lavoro, oppure addirittura, non so, sai, tipo quelli che hanno a che fare con le rappresentanze, oppure vabbè, comunque ha a che fare o col commercio o con la libera impresa. Oppure appunto ci parla di una trasformazione in qualcosa che è avvenuto nel contesto lavorativo. Al momento ci sono
sta proprio nascendo un qualcosa di bello, di piacevole, basato sul dialogo e dunque sul reciproco ascolto e anche sulla intesa fisica, dunque c'è anche quella parte a a tenervi uniti o comunque ad avvicinarvi. Lui tra l'altro si direbbe molto disponibile nei tuoi confronti. Nel prossimo periodo, direi anche che è possibile che organizzerete un viaggetto, forse magari anche qualcosa di breve, però direi che ha tutta l'aria di essere un viaggio, visto che compare anche la carta della vecchia signora che ha uno dei suoi significati è anche una visita, una gita. Dunque, per me, continuerete bene, lui si dimostrerà tra l'altro una persona valida che avrà quell'atteggiamento anche protettivo nei tuoi confronti. Vedi anche qui, c'è la possibilità di consolidare, costruire, anche se possibilmente, ci sono degli aspetti di opportunismo in questa situazione. Non so da parte di chi, però va bene, non è negativo, è un po' un cogli l'attimo, un po' l'idea di cogliere al volo un'occasione, un'opportunità, perché effettivamente risulterà essere fortunata. Vedi, c'è anche la possibilità veramente di ricevere un oggetto a impegno, no, come dire, non voglio dire che ti arriverà con l'anello, però da quello che vedo mi sembra proprio molto, molto positiva la storia qui. Allora, rispondo all'ultima domanda e poi vi rimando alla prossima serata, che sarà in compagnia del Marietto Veneziano mercoledì sera alle 20:30. Allora, Alessandro, io non ti rispondo a questo genere di domande, non vanno bene in diretta e son sempre le stesse alla fine. Allora, Rosa, potrebbe sembrare sciocco, ma è scappato il mio gatto. Riuscirò a trovarlo? No, non è sciocco perché io, avendo animali, so cosa si prova effettivamente in queste circostanze. Dunque, vediamo un pochettino cosa viene fuori per il tuo gatto. Chissà come si chiama il tuo gattino. Allora, vediamo un po'. Il gatto di Rosa, 15 luglio 73. Ah, scusami. Allora, mh, ehm, da quanti giorni manca? Perché, ehm, mh, non lo so, non riesco a vedere se torna da queste carte. Sembra che, non lo so da cosa sia stato preso, forse, era sterilizzato questo gatto, oppure, ha sentito qualche richiamo nell'aria, perché sai che questo è un po' un periodo un po' così, aveva voglia di allegria. Ehm, certo, non è che queste 2 carte mi facciano fare salti di gioia. Ehm Ti vedo tanto preoccupata ancora nel prossimo periodo. Forse riceverai la notizia di dove è il tuo gatto, ma secondo me, ci vorrà un po' di tempo. Non so se torna subito, subito. Mh. L'esito qua comunque non è del tutto negativo, non è un esito negativo. Parla sì di tanta preoccupazione, però forse sarà un uomo a riportartelo o a dartene notizia. Mh? Comunque, non riesco proprio
a darti un sì o un no deciso con queste carte. Di star bene non credo che stia bene, non credo che stia bene. Forse non lo so dov'è, ma non è bloccato da qualche parte, forse è proprio spaventato un pochino. Comunque, spero che tu invece ne abbia notizia molto presto e comunque da quello che ho visto dovrebbe essere un uomo a darti la risposta. Magari lo trovano e te lo comunicheranno. Bene, allora io vi ricordo dunque gli altri appuntamenti. Abbiamo appuntamento mercoledì sera sul canale YouTube del Marietto Veneziano, dunque se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al suo canale YouTube così che mercoledì potrete porre la vostra domanda. Vi ricordo che rispondo in ordine di arrivo, dunque in base alla cronologia dei messaggi io rispondo appunto alle domande. Ovviamente risponderemo il Marietto e io insieme, lui con il pendolino e io con le sibille, dunque risposta doppia. Per quanto riguarda invece gli appuntamenti con me, ci troveremo di nuovo venerdì sera alle 21:30 fino alle 10, 10:10, insomma, giù di lì, come questa sera. Bene, io vi ringrazio tantissimo per la compagnia che mi avete fatto, spero anche io di avervi fatto compagnia. Mi scuso allora con tutte le persone a cui non ho ancora potuto dare una risposta, ma vi invito a tornare mercoledì sera sul canale YouTube del Marietto Veneziano, mi raccomando 20:30 e vi ricordo appunto che prima scrivete la vostra domanda e maggiori sono le possibilità di ottenere una risposta. Grazie a tutti per la serata, per la compagnia e a presto. Un abbraccio a tutti, buonanotte.